Buonasera e benvenuti dal Palasele di Eboli, 24esima giornata del campionato di Serie A di fronte Feldi Eboli e Benevento. Diamo subito lettura delle due formazioni per i padroni di casa della Feldi Eboli: numero 3 Dalcino, 8 Ugherani, 9 Liberti, 10 Salas, 11 Calderoli, 17 Montefalcone, 18 Caruso, 20 Lemos, 21 Barra, 25 Di Stanio, 27 Ezzi, 77 Selusio. L'allenatore è Lucio Antonelli. Per il Benevento invece numero 6 De Crescenzo, 8 Jonas, 9 Fabigno, 10 Titon, 12 Ielmi, 14 Bolognino, 20 Guerra, 21 Pastore, 22 Marchesano, 32 Del Grosso, 77 Colletta, 93 Lolo Suazzo. L'allenatore è Fausto Scarpitti. Arbitri dell'incontro: la signora Chiara Perona della sezione di Biella, il signor Domenico De Candia della sezione di Molfetta. Al crono Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno. Completo rosso-blu casalingo per la Feldi Eboli, completo bianco invece per il Benevento. Sulla carta è Benevento Feldi. Si gioca qui ad Eboli perché all'andata, per problemi di disponibilità del Palasele, furono invertiti i campi e quindi si gioca questa sera qui ad Eboli. Benevento in questa prima frazione attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo, come vi dicevo in precedenza, in completo bianco. La Feldi invece attaccherà da destra verso sinistra. I quintetti: Dalcin, Selusio, Liberti, Caruso e Tiago Lemos per la Feldi, invece Marchesano, Volognino, Lolo Suazzo, Titon e Fabigno per il Benevento. Ultime indicazioni da parte degli arbitri, con la signora Perona che sta proprio ricordando le due panchine che la squadra di casa, il Benevento, nonostante si giochi al Palasele, mentre quella ospite è la Feldi, anche per controllare bene quello che c'è sopra al tabellone del Palasele. Inizia adesso la partita con il primo possesso per il Benevento, con il lancio da parte di Volognino che finisce a Dalcin, che gioca subito con Selusio. Selusio da lontano non inquadra lo specchio della porta. Tiago Lemos tocca il pallone, poi lo tiene in campo, rinviene Lolo Suazzo a toccare in rimessa laterale. Può batterla Selusio, contromovimento di Tiago Lemos che porta il pallone sul mancino, palla sul secondo palo. Liberti non riesce ad impattare. Prima buona occasione costruita dalla Feldi. Selusio alza il pallone per Liberti, controllo e tiro con il mancino. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Va a battere sempre Giancarlo Selusio, che la mette forte al centro, tocca Marchesano, arriva poi Caruso. Ottimo l'intervento di Marchesano per evitare l'1-0. Non è riuscito ad alzare più di tanto il pallone Caruso per poter battere Marchesano, che era già in terra. Poi c'è un problema proprio per il portiere del Benevento, che è stato colpito evidentemente in faccia. Ancora Selusio, questa volta per il mancino da lontano da parte di Liberti. Deviazione di Fabigno, tocco finale di Lolo Suazzo.
resta in zona offensiva la formazione di Lucio Antonelli. Altro pallone teso da parte di Selusio, altra deviazione. Selusio, Caruso prova a ripartire il Benevento con il pallone per Lolo Suazo. Lolo Suazo con la punta, calcia al lato. Inizio divertente al Palasile in poco più di un minuto, già 3 occasioni, 2 per la Feldi, una per il Benevento, quella appena vista con Lolo Suazo. Caruso, scarico all'indietro per Liberty. Thiago Lemos contro Fabinho. Sposta il pallone Thiago Lemos, poi prova ad andare da Liberty, ma c'è Titon che prova ad accelerare. Rientra proprio Thiago Lemos. Completa il disimpegno Dalcin, risale il campo la Feldi. Liberty col mancino, colpito Lolo Suazo. Inizio scoppiettante al Palasile in questo derby campano tra Feldi e Benevento. Liberty, Selusio preso un po' in controtempo, è riuscito a calciare seppur in maniera molto debole. Volonnino osserva il movimento di Lolo Suazo che viene adesso servito. Titon prova il cambio lato Lolo Suazo, pallone che finisce direttamente sui cartelloni pubblicitari. Thiago Lemos, Liberty, Selusio in avanti per Caruso, ancora Giancarlo Selusio, la porta sul mancino, calcia Marchesano nonostante la presenza davanti a sé di Thiago Lemos che aveva aperto le gambe all'ultimo saltando. Dalcin proprio per Thiago Lemos, palla al centro, Volonnino ad anticipare Caruso, ripartenza Benevento con Titon. Fabinho prova ad andare dall'altro lato, tocca Liberty, poi Volonnino protegge il pallone dall'arrivo proprio del Cobra Liberty. Bravo Volonnino che poi cerca una finezza che non gli riesce in questa circostanza. Umberto Caruso, tocca per Thiago Lemos, prova a rientrare, poi Caruso si trova il pallone sul destro, tiro debole, facile preda di Marchesano che poi deve buttare via il pallone per evitare di regalare situazioni offensive alla Feldi Eboli. Dentro Ezzi e Calderolli per Lucio Antonelli, con Liberty che va proprio da Ezzi che ci prova con il mancino, ancora Volonnino ben posizionato in area di rigore. Feldi che ha già recuperato il pallone con Dalcin che lo muove in avanti per Caruso, prova il tocco in verticale per Calderolli, pallone sporcato, rimessa laterale per le Volpi. Calderolli, destro di Ezzi, masticato, finisce tra i piedi di Fabinho che regala il pallone ad Ugherani. Ugherani ci prova di punta, deviazione, pallone in calcio d'angolo. È cambiati già 3 Lucio Antonelli, deve ancora invece effettuare i primi cambi Scarpitti con Colletta e De Crescenzo che si stanno preparando. Feldi che questa sera deve fare a meno degli squalificati Venanzio e Vincenzo Caponigro, assente invece per qualche guaio fisico Pedro Espindola dopo gli sforzi delle Final 8 di Coppa Italia dove ha giocato nonostante il dolore. Eccolo il
primo cambio del Benevento, entra il capitano De Crescenzo mentre la Feldi prova a calciare con Gabriele Ugherani che colpisce proprio De Crescenzo. Calderolli, Caruso esce dai blocchi, altra deviazione, sta schermando bene i tiri della Feldi il Benevento. Feldi che ci prova adesso con la volée da parte di Lorenzo Ezzi che finisce direttamente in tribuna. Batte Marchesano, poi Lolo Suazo mette fuori il pallone perché sul tiro precedente di Ezzi è stato colpito un bambino lì in tribuna, è andato a sincerarsi delle sue condizioni in prima persona Gaetano Di Domenico, il presidente della Feldi. Tutto ok, solo un colpo improvviso per un giovane supporter della Feldi. Gioco intanto che è ripreso con Caruso che guadagna la rimessa laterale. Calderolli, Caruso prova a riandare da Calderolli, chiude Titon che poi guadagna la rimessa laterale. Appena battuta da Lolo Suazo in avanti proprio per Titon, controllo con il petto e destro centrale bloccato da Carlos Dalcin. Calderolli, Ezzi, ancora Calderolli, prova ad andare sul mancino, arriva il raddoppio preciso, fatto coi tempi giusti da parte di Lolo Suazo. Con Calderolli che alza nuovamente il pallone per Ezzi, deviazione proprio di Lolo Suazo. Altro corner per la Feldi, batte questa volta Ugherani con il mancino al centro verso Caruso che riesce solo a sfiorare, poi il pallone viene buttato via dalla difesa del Benevento. Ezzi, gioca con Calderolli, ancora Lorenzo Ezzi, pressione da parte di De Crescenzo, riesce a tenere il pallone la Feldi che ricomincia da Dalcin, oltre la metà campo il portiere delle Volpi che poi sceglie Liberti che la mette al centro dove Titon di testa riesce ad andare da Tommaso Colletta, chiuso subito da parte di Calderolli, poi Colletta prova a dar fastidio alla manovra della Feldi commettendo però fallo, forse anche doppio, prima su Liberti poi su Calderolli, quello ufficialmente fischiato. Si riprende a giocare, primo fallo di questa partita dopo 5 minuti e 40 secondi di gioco. Liberti, Ugherani prova a sfondare Calderolli che poi va da Liberti. Ugherani non calcia, ricomincia da Ezzi, poi Calderolli la porta sul mancino, Calderolli la tocco per Ezzi, scivolata da parte di De Crescenzo. Calderolli al centro, deviazione, pallone che finisce Volognino, prova a distendersi il Benevento, Volognino tocca per Titon che decide di ricominciare da Colletta.
Volonnino a puntare, ritorna da Titon, ancora Volonnino, De Crescenzo coinvolge anche Marchesano che di prima intenzione va a spazzare, palla vagante sulla quale arriva proprio De Crescenzo, poi Titon, l'indietro da Volonnino, prova a tenere un po' il possesso il Benevento. Volonnino con la Feldi che prova ad alzare la pressione, De Crescenzo, cambio lato difficile da controllare per Colletta che infatti lascia scorrere il pallone in rimessa laterale. Selusio, è entrato il Ciolo Salas, seconda presenza in maglia Feldi per lui dopo l'esordio dello scorso venerdì. Eccolo Salas, prova subito con il mancino, c'è Titon ad aiutare Marchesano. Dalcin va da Liberti, blocco da parte di Salas, Liberti pallone che resta in possesso della Feldi con Dalcin, tocco per Selusio, rientra subito Titon, l'ultimo tocco è del giocatore della Feldi. Pallone giocato verso Marchesano, il lancio provato dal portiere del Benevento che finisce direttamente sull'altro lato, dall'altro lato del campo sul fondo, mentre chiede un po' più di ritmo Luciano Antonelli dalla panchina della Feldi, prova a darlo Liberti, dentro da Selusio, tocco per Tiago Lemos, altro pallone dentro per Liberti, è stato disturbato al momento del tiro, rilancio lungo con le mani da parte di Marchesano. La Feldi che adesso può gestire nuovamente il possesso con Giancarlo Selusio, largo dall'altro lato a ricevere Salas che di prima intenzione prova ad andare da Liberti, pallone che scorre, finisce a Marchesano che fa giocare subito i suoi compagni, lancio lungo, tocca di testa Salas, poi Guerra, finisce a terra, volevano il fallo dalla panchina del Benevento, si continua a giocare, Selusio di punta, pallone che finisce alto, per le proteste ancora da parte dei giocatori del Benevento che avrebbero voluto il fallo su Guerra da parte di Salas. Gioco che riprende dal fondo per il Benevento con Lolo Suazo che prova ad andare via, Calderolli allunga il passo, Lolo Suazo rientra, Calderolli, calcio d'angolo per il Benevento. Guerra non riesce a superare Tiago Lemos che riparte, tocca per Salas, Salas con il destro, Marchesano, la toccata il portiere del Benevento. Controllo e tiro sul primo palo da parte del Ciolo Salas con Marchesano bravo a leggere la situazione. Calderolli alza proprio per Salas, non calcia bene col mancino, ci prova una seconda volta, sfortunato anche nel rimpallo perché è lui l'ultimo a toccare.
Marchesano avanza oltre la metà campo, poi il pallone però viene sprecato dal Benevento con Salas che non punisce con la porta vuota. Prova adesso a chiedere l'aiuto del pubblico Salas, che ha avuto sul suo destro la palla buona per portare in vantaggio la Feldi, con il Benevento che aveva regalato il pallone. Nulla di fatto, si continua a giocare. Recupero alto da parte della Feldi, Calderolli. Movimento di Salas che scambia con Calderolli, poi Selusio. Thiago Lemos calcia con il mancino, respinge Marchesano, poi rimessa laterale assegnata al Benevento da parte del secondo arbitro. (9:30) all'intervallo, ancora 0-0 tra Feldi e Benevento, con comunque tante situazioni pericolose, mentre ci prova Lolo Suazo, che trova il tocco di Salas. Pallone alzato per Lolo Suazo, non calcia, tocca per Titon, pallone al centro, allontana Ezzi, che poi prova a duettare con Thiago Lemos, che invece sceglie di andare da Calderolli. Selusio non calcia ma ragiona, ci prova invece adesso con il mancino Selusio. La tocca Marchesano, già tanti gli interventi da parte del portiere del Benevento in questa prima frazione del gioco. Calderolli gioca con Ugherani, anticipato Caruso da Lolo Suazo, che vorrebbe anche la rimessa. Non è dello stesso avviso l'arbitro, che segna la rimessa alla Feldi, già battuta. Calderolli con il destro da lontano, direttamente sul fondo, rilancio lungo subito di Marchesano per il destro di Titon con Dalcin, che mette il pallone in calcio d'angolo. Time out chiesto ed ottenuto dalla panchina del Benevento a 8:34 dall'intervallo, siamo ancora sullo 0-0. Richiamate in campo le due squadre dal suono della sirena. Con Scarpitti che tiene ancora qualche secondo in più a parlare ai suoi ragazzi. Batte Lolo Suazo per il destro al volo di Titon, serie di tocchi.
con il tiro finale da parte di Lolo Suazo, che finisce direttamente in rimessa laterale. Aveva toccato in area Fabinho, nulla di fatto. Ugherani, bella la palla per Ezzi, esce Marchesano coi tempi giusti a fare ripartire il Benevento. E 3 contro 2. Fabinho calcia di punta dal Cenna, ancora Fabinho, il tocco per Titon e il recupero di Ugherani, ripartenza dall'altro lato con l'esterno di Caruso che era indirizzato ad Ezzi, anticipato però da Calderolli. Prova ad insistere la Feldi. Ugherani, tocca per Calderolli che vuole puntare Fabinho, prova ad andare sul destro Calderolli, poi va sul sinistro, calcia Marchesano, la mette in angolo, sempre pericoloso Fabrizio Calderolli quando si mette in moto. Batte lui il calcio d'angolo per il destro al volo di Ezzi, vicinissimo al palo. Si era coordinato molto bene questa volta Lorenzo Ezzi, come potete rivedere. Nulla di fatto, si resta sullo 0-0 con Fabinho che regge l'urto e gioca da Titon. Riceve Volonnino da Lolo Suazo, può puntare Caruso, lo fa Volonnino, la mette al centro, Calderolli in anticipo su Fabinho, il tocco poi per Ezzi che elude l'intervento di Lolo Suazo che comunque lo disturba, poi rinviene Titon. Aveva provato ad eludere l'intervento da parte di Lolo Suazo Lorenzo Ezzi, ci è riuscito solo parzialmente. Gioco che riprende dalla rimessa laterale della Feldi. Ezzi, Caruso prova ad andare di prima al centro, non trova nessun compagno. Volonnino, ancora Caruso contro di lui, serie di finte da parte di Volonnino che poi fa calciare Lolo Suazo, ha toccato Ugherani, pallone in calcio d'angolo. Pallone al centro sulla schiena di Calderolli, Caruso senza fronzoli allontana eventuali pericoli. Si allacciano De Crescenzo e Calderolli, vediamo di chi è il fallo e chi verrà ammonito. Credo il giocatore della Feldi. Sì, fallo commesso da Calderolli, il primo della Feldi, anche ammonito il numero 11. E Benevento che adesso ha la possibilità di provare qualcosa con questo pallone da fermo. Titon calcia direttamente in porta, la sua puntata finisce sul fondo, subito dal Cin dall'altro lato con Marchesano che sovrasta Caruso, pallone che finisce a De Crescenzo, lo porta sul mancino De Crescenzo, calcia anche lui dal Cin, quei pugni in rimessa laterale, poi Volonnino, di nuovo serie di finte da parte di Volonnino che perde anche per un attimo l'equilibrio, guadagna comunque la rimessa laterale. Volonnino batte in avanti per De Crescenzo che riesce nuovamente ad andare via Calderolli e guadagnare rimessa laterale. Titon,
lo contiene Ugherani, poi Titon cambia lato con la scivolata a vuoto da parte di Calderolli che mette fuori causa De Crescenzo. Thiago Lemos, tocca per Liberti che non si intende con Caruso, che aveva fatto tutt'altro movimento. Pallone già recuperato però dalla squadra di Antonelli con Liberti che questa volta riesce ad andare da Caruso. Caruso tocca per Thiago Lemos, rinviene De Crescenzo che poi commette fallo sul numero 20 della Feldi Eboli. Mette in campo Salas e Calderolli. Antonelli per questo calcio di punizione. Calderolli per Thiago Lemos, schermato da Volonnino. Di nuovo Calderolli al centro, salta Salas, pallone bloccato da Marchesano, subito Titon. Volonnino, pallone che è uscito. Selusio, Salas di prima non riesce ad andare a Thiago Lemos, poi è bravo a recuperare il pallone sul quale arriva per Primo Liberti che calcia, trova l'opposizione da parte di Colletta. Liberti prova a tornare da Salas, pallone vagante, ancora Salas, poi calcia Liberti, colpito De Crescenzo. Ancora Feldi con Selusio. Salas, uno il pallone per Liberti che torna dal Ciolo. Selusio, Liberti, controllo difficile, riesce a cavarsela, a subire anche il fallo Francesco Liberti. Con Colletta che non è assolutamente d'accordo con il fischio arbitrale, fallo che da questo replay sembra esserci. In due sul pallone, Liberti che adesso si allontana e Selusio tocca proprio per Liberti, pallone che non filtra, poi Salas prova a passare in mezzo a due, viene chiuso. Lolo Suazo di prima esce dal Cin, che prova anche ad andare da Thiago Lemos, pallone difficile da controllare per Thiago Lemos che infatti non riesce a tenerlo in campo. Lolo va via Thiago Lemos, va via anche a Salas, poi calcia quando forse avrebbe potuto servire un compagno e restituisce il pallone alla Feldi. Salas, 4 minuti all'intervallo. Liberti, Selusio, ancora da Liberti, pallone al centro per Thiago Lemos, maltrattato da Fabinho, si continua a giocare. Selusio con il mancino, buona la finta, meno il tiro da parte di Selusio. Buono invece il lancio lungo di Lolo Suazo con Guerra che controlla solo per un attimo. Siamo già dall'altro lato nuovamente con Selusio.
Scambio tra Salas e Liberti. Vuole puntare Liberti, sposta e calcia con il mancino, rimane davanti Lolo Suazo, ancora Selusio che riceve da Dalcin, mancino di Selusio, vuole deviazione che non c'è secondo Chiara Perona. Si riparte dal fondo, già battuto da Marchesano. Guerra subito, Salas su di lui a ringhiare, rimessa che è del Benevento. Volognino, non si intendono Volognino e Lolo Suazo, concessa la rimessa dalla Feldi. Calderolli, il destro di prima intenzione Liberti, bloccato da Marchesano che poi va subito in avanti da Fabigno. Rientra bene Umberto Caruso. Titon, palla tesa da parte di Titon sulla quale non può arrivare nessuno dei suoi compagni. Ezzi, va via Lolo Suazo, ancora Ezzi, calcia con il destro che finisce alto. Dall'altro lato Volognino, supera Caruso, Volognino, Dalcin, poi Lolo Suazo, potente ma fuori. Subito Dalcin a provare ad andare da Caruso, c'è stato tocco di Lolo Suazo, rimessa Feldi. Ugherani sulla schiena di Titon, palla vagante sulla quale arriva per primo Calderolli. Chiede palla Ugherani, Calderolli invece punta, va adesso da Ugherani, nuovamente Calderolli, sposta sul destro, calcia Calderolli, tocca per ultimo credo Caruso. (90 secondi al duplice fischio, ultime possibilità di questa prima frazione per Feldi e Benevento. Tocca Ezzi per Calderolli. Ugherani, corre il numero 8, poi Ezzi, bassa la difesa del Benevento, Feldi che si appoggia su Caruso che prova il ricamo verso Calderolli, trova invece la ripartenza di Titon che accelera, Titon deve rientrare, lo fa, calcia con il destro, provvidenziale proprio la scivolata di Umberto Caruso. Ancora Benevento con Volognino, finisce a terra in area Fabigno che si rialza subito, Lolo Suazo prova ad andare proprio da Fabigno, pallone che finisce sul fondo. Ugherani, Ezzi, tocco di Volognino, vuole time out Lucio Antonelli, vuole preparare qualcosa su questo fallo laterale quando ci separano dall'intervallo solo 26 secondi.
Rientrano in campo Feldi e Benevento dopo il time out chiesto da mister Antonelli. Vediamo cosa proverà la Feldi su questa rimessa laterale. Calderolli tocca per il destro di Sellusio, c'è stata deviazione vicino al gol la Feldi che ha un'altra chance con questo calcio d'angolo. Sellusio, destro al volo di Calderolli, allontana Lolo Suazo in zona Dalcin, ancora 15 secondi da giocare. Dalcin ci prova lui di punta sul fondo con Sellusio che poi rallenta la rimessa in gioco del pallone da parte del Benevento e si becca un giallo evitabilissimo. Pallone rimesso in gioco, volo Nino, lancio lungo, Calderolli anticipa Fabigno, pallone che finisce a Liberti, è 3 contro 2, Liberti calcia piuttosto che andare da Caruso, finisce adesso la prima frazione di gioco, 0-0 tra Feldi e Benevento. Ci prendiamo una piccolissima pausa anche noi, ci risentiamo tra poco con la ripresa.
Bentornati in diretta dal Palasele di Eboli, 24esima giornata di Serie A. Benevento Feldi inizia proprio in questo momento la seconda frazione di gioco, subito con il tentativo di Calderolli deviato e poi tocco di De Crescenzo, pallone all'alzato, capisce tutto Titon ma non rischia. Lolo Suazo mette in rimessa laterale, Liberti teso verso l'area di rigore, tocca a Titon, poi non tiene in campo Lolo Suazo. Selusio ancora al centro, ci ha messo troppo a battere, scaduti 4 secondi. Lolo Suazo in avanti, Thiago Lemos tocca e favorisce De Crescenzo, poi Titon rientra sul destro, calcia dal Cin, pallone che rimane vagante, lo allontana Selusio. Teso al centro Lolo Suazo, deviazione, calcio d'angolo. Titon, Volognino contro Caruso, va verso il centro Volognino, Caruso rimane con lui, allora si torna fuori per il mancino di Lolo Suazo, come è successo già nel primo tempo. È potente ma non preciso. Thiago Lemos imbuca per Caruso, Caruso prova a calciare con il mancino, ribatte Volognino, ancora Feldi, Liberti calcia col destro, Liberti non è il suo piede ma concluso bene, è andato vicino al bersaglio grosso, l'MVP delle Final 8 di Coppa Italia. Lolo Suazo prova a far correre Volognino che non può tenere questo pallone in gioco. Gioca con Dalcino la Feldi, lancio da parte del portiere rossoblu che finisce sul fondo, dall'altro lato controlla bene Volognino che poi prova ad andare col tacco da De Crescenzo. Li ha questi colpi Volognino, però francamente era difficile trovare il compagno con questa giocata. Liberti sulla corsa di Selusio, mancino di Selusio, sempre Volognino sta facendo un'ottima prova in fase difensiva. Selusio ancora contro Volognino, porta il blocco Thiago Lemos, arriva in aiuto Lolo Suazo, Liberti, Caruso, ancora Selusio, adesso Liberti, a vuoto Lolo Suazo, Selusio può calciare, grande intervento da parte di Marchesano e poi ripartenza per Titon che è solo contro tutta la difesa della Feldi, guadagna il massimo, la rimessa laterale. Lolo, palla al centro, De Crescenzo porta in vantaggio il Benevento al Palasele, 1-0.
all'improvviso la giocata di Lolo Suazo a liberare al centro dell'area De Crescenzo, che ha dovuto solo spingere il pallone dentro. Vantaggio Benevento, deve rincorrere adesso la Feldi e prova subito con Caruso. Ugherani, De Crescenzo Thiago Lemos non calcia, recupera il pallone De Crescenzo, fa ripartire il Benevento, tocco per Titon, al tu per tu con Dalcin, Titon chiude lo specchio Carlos Dalcin. Grossa chance per Titon di portare il Benevento sul 2-0, dato ovviamente fiducia il gol di De Crescenzo. Calderolli tocca per Ugherani, palla dentro, Caruso, Ezzi col destro, c'è stato un tocco, sarà calcio d'angolo, aveva preso bene posizione profonda Umberto Caruso, bravo anche ad appoggiare Perezzi, il cui tiro è stato toccato in calcio d'angolo. Calderolli scambia con Ugherani, pallone che però è uscito. Marchesano, lancio lungo, Dalcin non può bloccare, riesce solo toccare il pallone in calcio d'angolo. Lolo Suazo sul primo palo, poi pallone che ritorna proprio a Lolo Suazo, di nuovo al centro con Ugherani che colpisce male direttamente in rimessa laterale. Chiede di alzare un po' la pressione Antonelli dalla panchina. Feldi anche un po' stordita dal gol del vantaggio del Benevento. Volonnino supera nettamente Calderolli, Volonnino al centro, Fabinho addosso a Ugherani, vorrebbero tocco di mani, si continua a giocare, Calderolli tocca Perezzi, salva Marchesano e poi il fallo da parte di Calderolli. Rivedremo a breve quanto è successo, mentre è stato ammonito un membro dello staff di Scarpitti. Questo è il fallo di Calderolli, sul quale non ci sono dubbi. Gioco che può riprendere con Lolo Suazo che gioca vicino con Titon. Ancora Lolo Suazo, prova ad andare via Dezzi che lo contiene e si prende la rimessa dal fondo. Ugherani, Calderolli va sul destro, Calderolli poi rientra schermato. Alla fine Lolo Suazo allontana in rimessa laterale, si era liberato bene Calderolli sul più bello, si è ritrovato l'uomo addosso quando stava calciando con il mancino. Palla là dentro di Salas, deviazione. 15 minuti esatti ancora da giocare, passato in vantaggio il Benevento grazie al gol di De Crescenzo. Adesso il pallone dentro, Perezzi lo tiene Marchesano. Lolo Suazo alza per Fabinho,
tiro sul fondo, poi c'è Gio Fabigno, prova a rimettere il pallone in gioco dal Cin, con l'arbitro che ferma il tutto. Dato a calciare Fabigno, poi è stato toccato da Salas. Applicato ghiaccio spray a Fabigno. Che si rialza adesso. Mentre abbiamo rivisto quanto successo in precedenza per le proteste del Benevento. Ecco qui con Ugherani che da questo replay sembra prendere il pallone sul fianco. Gioco che riprende Thiago Lemos con Colletta che riesce a toccare il pallone, che rimane comunque in possesso della Feldi. Liberty, Selusio col mancino, trova il corpo di Titon, ancora Feldi dal Cin, non calcia, tocca per Salas, ci prova lui, blocca Marchesano che poi non sa a chi darla, allora butta via il pallone e lo restituisce a Dalcin, subito da Liberty. Salas 1-2 che si chiude. Liberty, il mancino di Liberty è uscito dritto per dritto. È riuscito a dare il giro giusto al pallone Francesco Liberty. Colletta a memoria verso De Crescenzo, accomoda Salas per Dalcin, di nuovo Salas, poi Liberty, palla dentro di Liberty, non aveva effettuato il taglio Thiago Lemos, allora De Crescenzo, Selusio su di lui, De Crescenzo spazza il pallone direttamente in zona Dalcin. Salas tocca di prima per Liberty, il mancino di Liberty che finisce fuori, sta prendendo le misure il numero 9 della Feldi, Thiago Lemos, recupera il pallone, tocca per Selusio, ancora Liberty, Benevento che aspetta negli ultimi 10 metri di campo. Selusio va da Salas, cerca il destro Salas, aveva capito Lolo Suazo. Selusio, mancino, blocca Marchesano che questa volta gioca vicino con Titon, poi Volonnino, va via Salas, ancora Titon che prende in controtempo De Crescenzo. Liberty, blocco di Thiago Lemos, arriva in aiuto De Crescenzo. Dalcin, avanza lui, guarda la porta, calcia, pallone che rimane lì con Salas che da 2 passi non riesce a depositare in rete. Grossa chance per ritornare in parità per la Feldi, con Salas che si è ritrovato il pallone lì.
a mezza altezza, non è riuscito a tenerlo nei limiti della porta. Parata intanto di Dalcin, poi il mancino di Colletta, ancora Dalcin, De Crescenzo dentro. Thiago Lemos Volonnino chiede palla a Marchesano che viene accontentato. Lancio lungo di Marchesano, Dalcin coi pugni con 2 uomini a terra. Colletta prova a mantenere il possesso, poi commette fallo su Caruso. Gioca velocemente la Feldi, Ugherani, Giancarlo Selusio, destro di Selusio, deviazione di De Crescenzo. Ugherani prova ad andare da Caruso, pallone che finisce fuori, batte velocemente Lolo per il pallonetto di De Crescenzo, che poteva fare quello che voleva, ha optato per questo tocco delicato che è uscito lungo. Calderolli, Ugherani, recuperare il pallone, lo perde Calderolli. Lolo Suazo prova ad andare via Dezzi che rimane con lui, poi calcia Lolo Suazo con Dalcin che riesce a bloccare. Corso un grande rischio la Feldi con Lolo Suazo che non è riuscito ad angolare la sua conclusione. Caruso, si ritrova il pallone lì, Caruso al centro, Lorenzo Ezzi riporta il punteggio in parità, 1-1 con 10 minuti e 26 secondi da giocare. Facile il gol di Lorenzo Ezzi sul lavoro di Umberto Caruso, anche fortunato a ritrovarsi lì il pallone giusto da poter mettere al centro dell'area per il proprio compagno. Giallo per Dalcin per proteste. Può riprendere il gioco dopo un po' di confusione. Calderolli non calcia, lo fa adesso! Vicino al 2-1 la Feldi. Che adesso pressa con Caruso. Un po' più libero Lolo Suazo che riesce ad andare da Volonnino. Subito Ugherani su di lui. Volonnino in avanti. Non c'è nessuno dei suoi compagni, solo Dalcin. Ezzi. Ugherani sulla lungolinea per Caruso. Palla al centro, Ezzi! La tenuta lì Marchesano, che intervento! Grande intervento di Marchesano, poi dall'altro lato Volonnino
chiuso da Umberto Caruso. Bolonnino, Fabigno, Guerra ribatte Caruso, poi la carambola favorisce Dalcin. Ugherani, palla dentro Perezzi, pallone che quasi diventa buono per Caruso, poi Marchesano non riesce a tenere il pallone in campo. Calcio d'angolo con 9 minuti esatti da giocare. Ugherani alza per Calderolli che calcia con il mancino, lo fa anche bene per essere il piede debole, ma non inquadra lo specchio della porta. Bolonnino deve indietreggiare, poi Lolo Suazo. Guerra prende bene posizione, poi però commette fallo su Fabrizio Calderolli. Problemi alla mano già fasciata per Lorenzo Ezzi, che va in panchina mentre Tiago Lemos al suo posto. Liberty, Calderolli subito per Caruso, di nuovo da Calderolli, sposta Calderolli, calcia Calderolli e trova il varco giusto per bucare la difesa del Benevento e fare 2-1 per la Feldi Eboli. Fabrizio Calderolli. Subito time out chiesto da Scarpitti. Nel giro di 2 minuti la Feldi Eboli ha ribaltato il punteggio dall'1-0 al 2-1. C'è stato un attimo di confusione per quanto riguarda i giocatori della Feldi, che hanno visto il tabellone del Palasile segnare 1-2 pensando si stessero sbagliando gli arbitri. Invece è tutto corretto, perché come vi dicevo in fase di presentazione del match, la gara da calendario è Benevento-Feldi, si gioca al Palasile perché all'andata si è giocato a Benevento per richiesta della Feldi, per indisponibilità della struttura. Da casa invece lo vedete con più facilità perché ci sono i nomi delle squadre, mentre qui al palazzetto il tabellone segna locali ed ospiti. Ovviamente si erano preoccupati i giocatori della Feldi, ignorando questa situazione che vi ho appena spiegato. Salas, gioco che è ripreso dopo il time out chiesto da Scarpitti. Liberty, Ciolo Salas dentro da Liberty, prova a liberare il mancino, poi tocca per Salas, tocca Titon, palla che alla fine arriva a Bolonnino per la ripartenza Benevento. È un 3 contro 2. Titon
Volonnino, rientra Tiago Lemos sul più bello, non accelera la Feldi con Selusio che saggiamente decide di controllare il pallone e ripartire da dietro da Tiago Lemos. Selusio, Liberty, puntare Lolo, Liberty la porta sul destro, calcia sul primo palo dove c'è Marchesano. Liberty non si lascia superare Volonnino, che poi va da Titon, rientra sul destro Titon, scivolata di Salas, regolare, anzi no, ci ha pensato su Chiara Perona, ha fischiato con ritardo il fallo e adesso va anche ad ammonire Salas. Fallo che ci può stare, ovviamente le proteste sono date dal fatto che il fischio è arrivato con un bel po' di ritardo. Ammonito anche Salas. E adesso c'è anche una ottima opportunità per il Benevento in questa punizione, la zona centrale, praticamente altezza il scatto del tiro libero, un po' più sulla sinistra. Ferma il gioco Chiara Perona perché si stavano spingendo Selusio e De Crescenzo. Calcia Titon addosso alla barriera, si arrabbia con lui Lolo Suazo. Volonnino, Lolo Suazo. Tiago Lemos rimane con lui, si accontenta della rimessa. Titon, battuta subito per Lolo Suazo, esce dei blocchi De Crescenzo che tocca per Volonnino. Solito gioco di gambe da parte di Volonnino, lo guarda negli occhi Liberty, prova a sgusciare Volonnino che viene chiuso con un fallo di mano da parte di Salas, che è stato ammonito qualche secondo fa e lo fanno notare dalla panchina del Benevento. Titon tocca per il mancino di Lolo Suazo che colpisce il montante. Cannonata di Lolo Suazo che per questione di centimetri non è finita in porta. Rilancia Dalcin, Caruso riesce solo a toccarla col petto. Gioca con Marchesano Lolo,
palla in avanti per De Crescenzo, si protegge bene col corpo, tocca per Titon, pallone all'indietro, Polo Suazo, nuovamente da Titon, verso il centro Titon, pallone che Selusio protegge per conquistare la rimessa laterale. Dalcin, calcia Dalcin, tocca Volonnino e beffa Marchesano, 3-1 Feldi Eboli, Carlos Dalcin con l'aiuto di Volonnino. La puntata di Dalcin, dovuto intervenire Volonnino perché comunque il tiro era angolato e c'era anche in zona Umberto Caruso, intervento impreciso però che ha messo fuori gioco Marchesano, ha finito per batterlo per il doppio vantaggio Feldi Eboli. Subito portiere di movimento per il Benevento, 4,50 ancora da giocare, si gioca il tutto per tutto. Scarpitti, Volonnino calcia, ribatte Tiago Lemos, poi Fabigno come può in rimessa laterale. Ugherani non si intende con Selusio, rimessa laterale Benevento che può reinserire Fabigno come portiere. Volonnino, scambia con Lolo Volonnino, poi Titon, nuovamente Volonnino, Polo Suazo, bella la palla per Titon, si chiude bene la difesa della Feldi con Calderoli che è rimasto giù. Si è rialzato Calderoli che è andato ad accomodarsi in panchina, al suo posto il Cholo Salas a difendere la power play del Benevento. Lolo, si fa vedere Fabigno, Volonnino, ancora Fabigno, prova a dare fastidio alla prima linea del Benevento la Feldi, che poi rientra negli ultimi 10 metri. Titon, Volonnino, Fabigno, passaggio, per poco non finisce in rimessa laterale. Fabigno, gira sul perimetro del Benevento,
Pallone sporcato da Ugherani, rimessa laterale Benevento, che gioca ancora con Volonnino. Titon, Volonnino, rientra sul destro Volonnino, Dalcin riesce a tenere lì il pallone, poi lo butta via Carlos Dalcin. Feldi che non riesce ad andare in pressione, Benevento che allora supera senza problemi la metà campo. De Crescenzo, Volonnino, Titon, Fabinho, chiuso da Selusio. 1:54 ancora di speranza per il Benevento, che deve farne 2 per acciuffare almeno la parità. Fabinho, Volonnino, palla dentro e arriva il gol del Benevento con Titon che accorcia le distanze. 1:40 da giocare. E se erano 2 i gol da recuperare per il Benevento, adesso è solo 1 con 100 secondi esatti da giocare. Vuole almeno il punto la formazione di Scarpitti, che ne ha necessario bisogno. Vuole i 3 punti invece la Feldi per continuare a rimanere lì nelle parti altissime di classifica. Liberti rischia tantissimo con Lolo Suazo che per poco non intercetta questo passaggio. Può rientrare il portiere di Movimento. Motiva i suoi compagni dalla panchina marchesano, imposta Volonnino. Lolo, Fabinho, Titon, ancora Fabinho col destro, calcio d'angolo, c'è stato il tocco di Cina Calderolli. Pallone all'indietro per Titon. Volonnino, Lolo, tanto spazio per Volonnino, di nuovo da Lolo Suazo, la toccata dal Cin secondo l'arbitro. Titon, palla dentro, tocca, Selusio, porta vuota, Thiago Lemos subisce il fallo di Lolo Suazo mentre stava per calciare verso la porta vuota. Calderolli, largo da Dalcin, che riesce ad andare in avanti da Selusio e guadagnare qualche secondo. Liberti, calcia alto, 24 secondi con la Feldi che resta alta per ritardare l'ingresso in campo del portiere di Movimento. Volonnino, Lolo Suazo, Titon, Calderolli, 15 secondi, forse l'ultima giocata per il Benevento. Volonnino, De Crescenzo, Titon, chiuso da Calderolli, ancora Titon, riesce ad andare da Lolo Suazo che calcia con il destro, il piede meno nobile dei due, e trova la scivolata di Calderolli. Ultimissima opportunità per il Benevento.
Lolo Suazo dentro Fabinho, scivolata di Liberti, poi calcia Thiago Lemos, pallone che finisce a Titon ma non c'è più tempo, finisce così la Feldi Eboli, vince per 3-2 sul Benevento e conquista i 3 punti. Saluto finale tra le due squadre al centro del campo. Per questa sera è davvero tutto. L'appuntamento è per venerdì alle 20:30, sempre dal Palasele con Feldi Eboli Pomezia. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci risentiamo venerdì.